quanti cc circa, no? 30. 30? 30, 30 sì, perché 30. sì, un caffè espresso sono 30. Parla mentre lavori, quindi adesso io sto... Sì, adesso sto per asciugare la panna, per montarla. Per mandarla. Quanta panna ho messo all'incirca? Circa 5 CL. 5 Totali. CL in totale, Sì. giusto? Quindi 2 CL e mezzo di panna Sì, per sì, drink, sì. hai pensato? Perché non ci metti il ghiaccio nello shaker? Perché sennò non monterebbe la panna. Non monterebbe la panna. C'è anche qualcuno che mette il cucchiaino dentro, vero? Qualcuno mette la molla? Esatto. Mette la molla anche per... Volendo sì. Secondo te è l'unica motivazione perché non monta? E anche perché c'è magari la raffredda e il caffè è caldo. Cosa hai fatto prima al drink? L'ho scaldato. Esatto. Hai scaldato il whisky, hai scaldato il caffè, Sì. poi si mette una Esatto. panna che è ghiacciata. Non è che Va sia tutto male. bene. Questo cocktail, posso parlare intanto del cocktail? Certo. Questo cocktail è stato inventato da un barman che gli è stato chiesto da una famiglia appena tornata da un viaggio che aveva freddo e gli ha chiesto appunto un cocktail per scaldarsi. Quindi che fa parte di che categoria di cocktail, no? Fa parte di che categoria? Dei all day drinker? Mm? All Il day? cocktail, se ha il caffè alla panna, diventa quasi... Cioè per la colazione? No, In che senso? non per la colazione, ma è energetico, è corroborante, è dissettante. No, serve per riscaldare Mm? e Riscaldare. comunque visto che c'è il caffè anche per svegliare. Sì, quindi non è terminologia un po' più tecnica, no? Quindi è Non corroborante. lo uso per colazione, Lo uso non per lo uso colazione. prima. Lo userai come aperitivo? Sì. Lo berresti come aperitivo? No, io no. Perfetto. È un digestivo. Ascolta, sei in confusione. Sì. Allora ti fermi. Bene, quando bevi il caffè e quando bevi un superalcolico, in questo caso con il caffè, fuori Cioè, Pasto. fuori pasto, sì. e basta. Perché il caffè, come dici tu, stimola il sistema La mente, cioè il sistema nervoso e sveglia la persona. e quindi è corroborante, ok? Adesso ti ha dato un suggerimento per versare, giusto? Sì. Di stare col cucchiaino un po' più basso e appoggiare leggermente, ok? Senza toccare giù, un po' più eccolo. È ovvio che più la panna è montata, più sta sopra. Sì. Benissimo. Stai più basso ancora? Stai più Stai più basso? basso. Stai più Ascolta basso? che almeno la gara è anche interessante perché arriva a casa con un bagaglio Piano, migliore. resta basso col cucchiaio, resta basso. Sta basso col cucchiaio, là. Oh. Va più lento, Vedi che adesso si distribuisce un pochino di più. vedi che sta più a galla? Sì. Guarda il versaggio, è uguale su tutti e due i bicchieri? No. Mi fai una vicino Sì, sì, sì. perché si sta andando. Ricordati sempre guardare a destra e a sinistra che siano uguali i bicchieri, no? Benissimo, ok. Allora, mettiti dietro, ti facciamo due domandine. Ok, bel sorriso. Hai usato un whisky, mi hai detto, che è di che zona? Irlanda. Irlanda. Il whisky è fatto di... Quali sono gli Le ingredienti? Qual è botaniche. l'ingrediente principale del whisky? E
Questo è un whisky, poi c'è anche il whisky Sì, il whisky è irlandese, mentre il whisky è scozzese in teoria. scozzese. Sì, bene. E entrambi qual è la materia prima? La patata? No, No. Allora L'uva? che cosa? No. No. non mi viene in mente questo. I cereali, no? Sì, Ok? Quindi se sono i cereali, se è quello scozzese avrà, c'era il scozzese. sì, tipo il... Male. no, Quasi? Sì, Malto. ci sei Sì. quasi. L'orzo? Sì, l'orzo. l'orzo, Ok. Quindi l'ingrediente principale di questo whisky è Malto d'orzo. l'orzo. L'orzo. L'orzo, ok? quello E scozzese, giusto? Sì. Sì. altra piccolina domanda. Prima stavi prendendo un bourbon ma non l'hai preso, Sì. giusto? Perché un bourbon viene dagli... Stati Uniti. Bravo. E cosa ha di differenza un bourbon rispetto a questo, oltre il paese? Qual è quella più grande? Riguarda sempre la materia prima. Sì. Qui abbiamo l'orzo Il malto. e di là abbiamo, negli Stati Uniti, nel bourbon, Il malto è l'orzo germogliato. Sì. il bourbon è un altro cereale. Sì. Pensa un po' ai cereali, quelli che si sentono nominare, Quelli un che si grano. pochino. piccano, no? Non è il grano, c'è Ma il... uno vicino al grano che fa una pannocchia, Barbabietola. No. quella è la barbabietola, Sì. fa una pannocchia un sacco grande, il mais, Mais. giusto? il- Lì è proprio la zona del popcorn, Sì. cioè è sempre, i prodotti nascono dove ci sono, cioè i distillati, i prodotti nascono proprio perché c'è la materia prima, no? Se tu hai il rum lo trovi in determinate zone perché c'è la canna da Del zucchero, zucchero, sì, sì. quindi è tutto collegato. Hai mai assaggiato questo riscocchio? No. E come sarà secondo te nella degustazione questo cocktail? Caldo. Caldo, ma subito non sarà caldo. Freddo per la panna. Sì, poi Dopo arriva il gradualmente, caldo che è quello del caffè e del bourbon. E del Jameson. Mhm, e il whisky. va bene. Sì. Ci siamo come il tempo, no? Sì, Mattia, abbiamo- tu hai aperto la gara nazionale di bar. Bar. Bene, devi essere contento. Insomma, Cosa? questo perché ero preparato, però mi sono fatto giocare troppo dall'ansia. Dall'ansia. Quindi alcune altre prove Sì, sì, sì. nel quale l'ansia lascia a casa Sì. perché visto che ti sei fatta tutta sta strada, non so da dove vieni, ma hai fatto tutta sta strada, l'ansia te la lasci fuori e giocatela, come se fosse un esame di Stato, giocatela così, piacevolmente. Gli ingredienti li conoscevi, Sì, sì, sì. Lo sapevi fare, hai usato le dosi giuste, ti ha tradito un pochino la panna, Devo montarla di più e anche stare più basso. per con due il motivi, se posso. Dove? Uno, mettine un po' in più Sì. nello shaker, perché così sei più sicuro che ne hai, Scompatto. meglio arrivare con un pochino più di panna e farlo stato un po' più grande, e resta più basso col cucchiaio. Va bene. così vai a casa che hai imparato qualcosa, no? Sì. Perché Sì, sì. sennò E? a scuola sei anche per questo. E ultima cosa, mi permetto, ci sono colleghi che a 50 anni e 30 anni di gare tremano più di te, quindi vai tranquillo, è normale, eh? No, tremo anche a scuola quando devo provare a fare qualche altro cocktail, però Però ci sei impegnato molto e sei anche riuscito, va bene? Sì. va bene, grazie mille. Bene, allora dai pure la mano ecco. Grazie.
una spugna andremo a preparare quello che è un bicchiere d'acqua. Così una volta che andiamo ad appoggiarlo si restituirà volta in volta. Andiamo a prendere quello che è un gabbro raso, possiamo prendere anche questo. Puoi prendere un ficchettino di sale così dietro l'acqua, si chiude il bicchiere. Va benissimo. Andiamo a utilizzare il nostro sito. Andiamo ovviamente il rubinetto dietro a liquido d'acqua. Ovviamente andiamo a prendere anche quella che è la palletta del ghiaccio per prendere il ghiaccio. Sì, prego, completa pure la portazione. In questo caso abbiamo un cucchiaio forato a denti, in caso che ci siano dei cubetti di ghiaccio uniti tra loro potremo andare a rompere proprio con i denti. Ovviamente andiamo a specificare un'altra cosa riguardo al French 75, è un cocktail che non presenta nessuna decorazione, quindi non andiamo a preparare nessuna decorazione. E ovviamente andiamo a dare un'occhiata alla bottigliera per gli ingredienti che andremo a utilizzare. Il French 65 è composto da 4 ingredienti. Anche sotto, guarda che sotto li ha le bottiglie. No. Abbiamo 4 ingredienti, abbiamo il gin che andrà a posizionare in cima al banco nella dose di 30 ml, che è un distillato tipico del londinese, è un distillato a base non distillato di bacche di ginepro, ma un distillato di cereali a cui vengono aromatizzate varie botaniche, la cui principale è proprio quella della bacca del ginepro. È un gin che nasce proprio come protogino sia come pianta medicinale, siamo nei Paesi Bassi, e successivamente con l'esportazione, con la guerra di 30 anni gli inglesi vengono a conoscenza proprio di quello che è questo prodotto e scoprono un prodotto meraviglioso, quindi decidono di farlo loro e portarlo con loro in Inghilterra. Infatti ci sono molti gin che prendono il nome di London Dry. London Dry non significa che è solo distillato a Londra, ma sta a significare una tecnologia un metodo di preparazione, ossia una base alcolica, e in questa base alcolica vengono inserite le varie botaniche. Andiamo a prendere successivamente quello che è il succo di limone. Allora qui te lo puoi spremere, oppure lì hai il bricco e lì hai anche sotto questo per spremere se bisogna. Se vuoi spremertelo con questo, io ti ho portato questo da casa. Preferirei spremerlo. Andiamo a prendere dei limoni. Rapire il tagliere, se vuoi spostarti qua. Quanti celle di limone ti servono per questo drink? Non ho capito, scusi. Quanti celle di limone ti servono? Allora, per celle di limone abbiamo 15 ml oppure 1,5 celle. Un celle e mezzo. Andiamo a spendere ovviamente due limoni, in quanto per essere più sicuri ovviamente il limone spremuto non andremo a buttarlo via, ma andremo a metterlo in pipetto oppure in caraffa, così da velocizzare. Adesso ti faccio una domanda, visto che si parla di agenda 2030. 2030. Cosa potresti, invece che buttarlo via con il limone, cosa potresti fare? Allora, il limone possiamo ad esempio con la scorza ricavarne quelle che sono i pill oppure le scorze, oppure ci sono varie tecnologie, ad esempio possiamo farlo essiccare e utilizzarlo come decorazione in dei signature, ossia dei cocktail inventati da noi. Hai mai sentito l'olio saccharo? L'olio saccharo? No, hai sentito? Ecco, se tu poi... Andiamo a prendere un piattino dove andremo a mettere ecco, il però limone. Samuele è molto bravo quando ci spiega proprio questo riutilizzo completamente del prodotto, okay, attraverso l'olio saccharo. Cioè cosa dice? Io prendo le bucce, le metto con lo zucchero e le metto a macerare in maniera da estrarre tutti gli oli essenziali, come un po' si fa con il limoncello. Presente il limoncello? Sì, certo, ho presente. Perché ha proprio un profumo forte di limone, no? Quindi sono gli oli essenziali. Quindi per evitare lo scarto, buttare via lo scarto, tu lo potresti riutilizzare anche in questo modo. Ottieni uno sciroppo dalla forte nota di limone che puoi utilizzarlo un po' dovunque, perché è sempre piacevole. Sì. E hai utilizzato completamente la scorza, semplicemente lo zucchero. Ad esempio posso aggiungere una cosa sugli oli essenziali. All'interno del limone gli oli essenziali sono ricchi di etilene, quindi una sostanza infiammabile che andando con un accerino oppure con un accendino possiamo, ad esempio, prendiamo un piattino, scusate, andiamo a schiacciare con fiamma viva i nostri
i nostri oli essenziali, così da dare un profumo un po' più caramellato al nostro cocktail. Andiamo a filtrare il succo di limone. Diamo una leggera mescolata. Ovviamente andremo a lavare il nostro colino perché ci servirà nella preparazione. Se vuoi, sto prendendo un altro di colino. Come vuole? Posso? Benissimo. Sì, sì, sì. Nessun problema. Concentrati sulla preparazione del pizza. Facciamo subito. Alla pulizia ci pensiamo noi. Certo. Andiamo a prendere quelli che sono gli altri ingredienti. Sì. Andiamo a prendere lo sciroppo di zucchero. Per essere considerato sciroppo di zucchero deve avere una percentuale di saccarose che deve essere superiore al 62%. Sì. Sciroppo di zucchero di canna. Andiamo a posizionarlo. Andremo ovviamente a posizionarlo in base agli ingredienti che andremo ad aprire. Il piattino ovviamente sempre sotto al succo di limone. Sì. Ovviamente andiamo a prendere quello che è uno stile per tirare il nostro succo di limone. Tutti gli ingredienti. Andiamo a prendere anche lo champagne, ovviamente lo teniamo in bottigliere, ovviamente per lasciarlo freddo. Come prima cosa andiamo a aprirlo. Molto bello. Hai preso quello giusto, sì? Champagne, certo. Benissimo. Cioè, insomma, inizi col botto? Certo. Inizi col botto, ora con lo champagne. Scappa prima. Champagne quindi è un... È un metodo classico, quindi la rifermentazione avviene in bottiglia, nel champagnotti. Fantastico. Sei anche attrezzato col tuo della Ovviamente essendo un vino spumante non dovremo fare il botto. Perché? Perché ad esempio facendo il botto potremo far uscire quelli che sono i gas e potrebbe uscire ovviamente anche del prosecco e dello champagne ovviamente. Ma dentro nel champagne c'è prosecco? No, intendevo champagne, non intendevo prosecco. Ovviamente le uve sono diverse. Sono altre uve. Certo. Cominciamo con la preparazione, andiamo a raffreddare i nostri bicchieri come prima cosa. Ovviamente, come ho detto prima, il prosecco, le uve utilizzate sono quelle. Io preferirei tenermelo leggermente da parte perché preferisco lavorare in cima al bancone. Però allora, o entrambi, O nessuno. simmetria. Quanto gatto ci va? Ci va almeno mezzo chino, 3/4. Cominciamo a versare il nostro gin. Essendo due cocktail andremo a versarlo nella dose di 60 ml. Posso chiederti perché parti dal gin? Perché ovviamente il gin è il prodotto con la gradazione alcolica più alta. Ovviamente non andrò a partire, dopo andrò a seguire con il limone e lo sciroppo di zucchero, perché il prosecco all'interno dello shaker non ce l'ho mai perché è frizzante. Sì, non prosecco, ma champagne. Di champagne. Ok. Ovviamente andiamo a utilizzare un piattino sotto il jigger che andrò a prendere subito. Seguiamo con quelli che sono 30 ml di succo di limone. Proseguiamo con altri 30 ml di sciroppo di zucchero.
Andiamo a scolare l'acqua in eccesso nel nostro shaker. Andiamo a shakerare. Ovviamente piattino anche per il nostro strainer. Andiamo a shakerare. Puoi guardare anche chi è di fronte, no? Certo. Andiamo a pulire il nostro tin, il nostro vetro. Anche pure un po' l'occhio ogni tanto, no? Andiamo a scolare il ghiaccio dei nostri bicchieri che si sono raffreddati. In questo caso può succedere, andiamo ad asciugare con il nostro tovagliolo. E lei pensate proprio tutte? Lei pensate proprio Certo, tutte? perché bisogna... Gli imprevisti possono succedere, bisogna sempre rimediare. E andiamo a filtrare. Come detto, da bostrina. Fai double strain perché? Perché così ovviamente non va servito con ghiaccio, al suo interno si possono rompere dei pezzettini di ghiaccio, ovviamente all'interno di una bevanda senza ghiaccio va a rendere meno piacevole quello che è la permanenza. Ok. Giusto, molto giusto. Diamo una leggera mescolata. Andiamo a completare con il restante prodotto. Volevi proprio livellare, insomma, questi cocktail, Sono proprio altezze giuste, però andiamo a rimediare. Ovviamente andiamo a fare il top di champagne nella dose di 6 cl, certo. Finché lo completi ci sai dire due cose sul French 75. Certo, allora il French 75 è uno dei cocktail che nasce proprio su quello che è nella casa dei cocktail, diciamo, dove sono nati molti di questi cocktail. Questo cocktail nasce principalmente nasce in Francia, siamo quello che è l'Harris New York Bar di Parigi. Questo cocktail nasce nel 1925 in onore alla prima guerra mondiale e ovviamente in onore ai soldati francesi che erano soliti utilizzare quello che era la pistola 77 mm. Che prodotto identifica la Francia di quelli che hai utilizzato? È lo champagne. Bene, concludiamo perché col tempo... Certo, a voi il nostro 75. Bene, allora ci salutiamo, Certamente. poi per vedere la ragazza sistemata, ovviamente, Certo. Allora, com'è andata? Io penso bene. Bene, Sono stato un attimo un po' più alto su quello. non sono contento della tua prestazione. Sei contento?
aperitivo, ne andrebbero 10 ml. Se vuoi c'è l'albumina lì dietro, decidi tu. Fai utilizzare l'albumina? Questa? Sì. È albume normale? Quella lì è l'albumina, quindi è un albume in polvere, non è liquido. Ah, ok, allora se posso Cioè, utilizzarlo. facoltativo. Hai tutto? Gli ingredienti ci sono tutti? Mi creo una Nei preparazione mix? e gli stuzzicadenti, scusa? Li hai da dietro. In basso? Ah, ok. Quindi puoi prendere quello che vuoi. No, va bene. E posso un paio di guanti o posso fare a... Fai pure con le mani, vai tranquillo, sei in una parte lavorativa operativa in office, quindi immagino che tu ti sia lavato le mani, che siano pulite apposta proprio per la decorazione. La cosa importante sarà quando andrai a metterla sul drink, giusto? Sì, utilizzerai ho la pinza. Fantastico. Ok. Tu sai chi ha creato il vento? Chi è l'inventore del vento? Un nome, una serie di nomi, dove nasce, una parola. Vabbè, allora... Vai pure, tanto Ok, che sì, scusi. tranquillo, sono qua apposta per distrarti. I due ingredienti molto importanti di questo cocktail sono la grappa, che è italiana, e il cordial camomilla, che è italiano. Ok, benissimo. La grappa nasce principalmente dai contadini che non volevano sprecare i resti rimasti dell'uva, o Sì. il vino rimasto dell'uva, e quindi dopo la pigiatura fanno una successiva torchiatura Sì. e posso buttare I cestini sono di là. Perché la grappa si ottiene dalla dalla vinaccia, vinaccia, che è la buccia dell'uva più il nocciolo. lo scarto. scarto. Perfetto. Bene, bene, bene. C'è un'indicazione su quale grappa utilizzare nel vento? Viene descritta solo grappa bianca? Viene Allora, descritta... E la grappa so che la grappa Nardini rivoluziona perché fa la distillazione a vapore, Ok. però nella ricetta Nella va ricetta grappa no. bianca. Grappa bianca, ok. Vi consiglio una grappa bianca morbida. Esistono anche grappe bianche secche. Ok? Vai pure, prepariamo pure. Posso procedere? Ti manca qualcosa? Di attrezzatura hai tutto? Fatti un rapido check veloce. Sì, tutto. Bene, possiamo andare. Ok. Procedo col raffreddare i bicchieri, con mettere il ghiaccio tramite l'ice spoon, metto il ghiaccio all'interno dei miei bicchieri. Sì. Vado a inserire il ghiaccio anche all'interno del tin o silver, che è la parte in acciaio del Boston, e ne inserisco un mezzo shaker. Vado a raffreddare i miei bicchieri. Vado a raffreddare anche le pareti del tin. Inizio col versare la grappa bianca, 45 millilitri, Posso chiederti se c'è una motivazione per cui sei partito dalla grappa? perché principalmente si parte dal distillato Ok. al liquore, poi si inserisce un succo, nel caso ci sia un succo, in questo caso c'è il succo di limone, e poi si inserisce uno sciroppo come una granatina, uno Va sciroppo. bene. E vado a inserire 22,5 di Scusa, quanto hai detto di grappa? 45 millilitri. Sì, e tu quanta ne hai versata? Devo fare il secondo ragione. No, secondo, quanto tiene il misurino? È 30, sì, non lo faccio 30, pieno. quindi metà, 15. Quindi 30, quindi sei 45. Sì, 15 millilitri. 15. E per quanto lo fai questo? Per uno o per due? Queste sono le dosi per un cocktail, però ne sto facendo due, quindi devo andare a versare 90 millilitri di grappa.
Vado a inserire 22, 40, 45 ml di cordiale camomilla. Sì. Quanto tiene il misurino dall'altra parte? 60, però è sicuro? personale, sì, preferisco con quello da 30. Sei sicuro 60? Quindi Guarda, senza ascoltare, te ne do un altro, così guarda quando tiene. so che avevo 45-60, pensavo 60. Grazie. Perché? 45. Quindi quanti passaggi fai con quello piccolo? Ne faccio uno in più, mentre qua potrei fare un... Uno intero. Sì, pensavo fosse da 60, scusate. Quindi osserva sempre prima di iniziare Sì. gli strumenti che hai. Ok. Vado a inserire 15 ml di succo di limone, 30 per 2. E 30 ml anche di Honey Mix. Sei sempre più basso. Il 30 è sempre al bordo. Quindi se tu lo riempi al bordo sei a 30, se stai un pochino più sotto sei sempre sotto. Ok, quindi attenzione alle misure. Sempre a livello versi 30, non qui. Perché lì non spandi, però non hai la misura. Come se avessi fatto 2 volte 25. Sì. Ora dovrei utilizzare uno strainer che non ho preso, quindi andrò a utilizzare l'ice spoon. Mhm. Non è meglio andarla a prendere perché ti serve anche dopo. Grazie. Ok. Vado a togliere l'acqua in eccesso anche dai bicchieri. Se la tagli adesso non è a rischio che si riformi finché shakeri. Col bicchiere già raffreddato non penso si formi un eccesso di acqua. Ok. Grazie del consiglio. Perché anche prima potevi aggiungere 10 grammi di prodotto sul consiglio suo. Abituati a ascoltare anche. Procedi pure? Vai pure. E vado a shakerare. Bello, bello, bello. Guarda la telecamera. Ok. Non è proprio il massimo questi strani. È solamente preso male. Posso tornare giù? Rientra giù con lo strainer. Devi incastrare la molla qua. Ok. Vai sotto con la mano così. Fantastico. Vedi? Ah, ok. È più Grazie. tenuta. È bello fare una gara e anche tornare a casa con qualche informazione in più, no? Ha ragione. E vedi che sei già entrato nel. Ok. Per un totale di quanti grammi per cocktail? Di millilitri. Come vuoi? Abbiamo, Centilitri o grammi? Come vuoi? abbiamo 45. È una somma. 5, 6, 7. Un attimo. Bene, dai. Allora, Completiamo il drink prima. Circa 10 centilitri. completiamo. Vado a completare con una decorazione Ok. composta da una scorza di limone e 2 chicchi d'uva. La scorza di limone, sai, spesso bisogna metterla con meno base bianca,
perché la base bianca, se tu guardi nella base bianca, ti dà che cosa? L'amaro poi al cocktail stesso, Ok. no? Grazie. Bene, quindi La storia che ci siamo fermati, mi ha detto degli ingredienti, mi ha detto del perché italiano, ci siamo bloccati su quello che è l'inventore. Vediamo se ti ricordi del vento, non mi viene. o il nome, si chiama vento perché va veloce, perché è freddo, Tu lo sai? ti dà un'idea, ti ricordi come è scritto? Sì, con i punti. VE.N.TO. Dove siamo qua? In che regione siamo? Siamo in Veneto. Veneto, and, perché la N diventa inglese, fa and. Dove sono i paesi dove si produce la grappa, le regioni dove si produce la grappa? Le più famose. La grappa si produce soltanto in Italia, in Veneto. Perfetto, e poi Le altre due le altre due regioni. ce ne sono altre due di importantissime. Se qui c'è il Veneto, e A questa è sinistra, quella importante, A sinistra, verso sinistra abbiamo il Lombardo. Trentino. un po' più Il su c'è il Trentino. Trentino, e a destra del Veneto c'è il il Friuli. Ah, Il Friuli, Venezia e Giulia sono i E tre sono paesi le tre regioni più importanti. le regioni che producono di più. Perché si dice che il primo cocktail inserito nel manuale dell'IBA a base di grappa? Perché è stato inventato di recente. Sì, infatti fa parte dei New Era Drinks e rientra nella codificazione 2020 per la prima volta. Per la prima volta, perché noi spesso sponsorizziamo i prodotti, ma dovremmo sponsorizzare quelli del nostro territorio, Sì. visto che come distillato più importante abbiamo la La grappa. grappa, che è un distillato di Vinaccia. villaggi. Quindi Ambrosi Samuele, l'hai mai sentito? No. Ambrosi Samuele ha creato questo primo cocktail perché ha rielaborato tutta la struttura. Vediamo se hai sentito gli altri nomi, che sono difficilmente Leonardo Veronesi. Mi hai sentito Giorgio Fadda? No? Sai cos'è l'IBA? Sì, l'IBA L'hai citata prima, hai detto che c'è la codifica Sì. fatta dall'IBA. nell'IBA ci sono le 6 codificazioni, ora non mi ricordo bene la sigla. Ok, International Bartender Association. fantastico. Giorgio Fadda è il presidente dell'IBA. Insieme a Samuele Ambrosi e a Leonardo Veronesi hanno creato questo drink, il primo drink a base grappa. Grazie. Va bene? 3 indicazioni. Ricordati il jigger, Sì, perché se pieno. sai la misura, ricordati che le linee, un jigger è come una bilancia. È inutile usare una bilancia a caso e dire voglio pesare 1 chilo e poi peso 900 o peso 1,2 kg. 1 chilo devo pesare. Quindi se è qua, se è più basso, è più basso. Il ghiaccio Vabbè. sempre pieno Riempito. nei bicchieri. Allora la tua decorazione stava così, come nella fotografia, per dire, ok, ma vedi che il ghiaccio qua è già in scioglimento, quindi sarà più difficile. Più ghiaccio c'è nel bicchiere, meno il drink si scioglie. Sì. Ultimo e unico consiglio: la shakerata gira lo shaker che si apra verso di te, la parte in vetro, e non verso il pubblico. Ok. Perché se tu hai un cliente di qua in un banco piccolino e si apre, lavi il cliente, invece così ti lavi te, è meglio lavarsi te che il cliente, tu non ti lamenti, ti cambi. Va bene? Va bene, grazie mille. Prego, Va grazie a bene. te. Allora niente, quindi di qua che ci salutiamo.
long? Un short, un long ma un Un medium, giusto, bravo. Sei a posto con la menta? Sono sufficienti per 2 drink, quelle foglie lì? Ne prenderai altre 3-4 io? Sì. Sapere il drink. Bene. Bene. Prendiamo i prodotti. Che prodotti hai detto che ti servono? Mi serve un bourbon whisky, Sì? quindi Ok. del zucchero a velo, È in posto. Si vede il passato. Cosa ti serve? per lo zucchero a velo. Cioè Se vuoi utilizzare una vaschettina come quelle e poi un cucchiaino. Aprila pure, già pure tutta quanta. Lascia pure cambiamo, sì. In che versi lo zucchero? Mi sai dire qualcosa di questo drink, dove nasce? Allora, questo è un drink che è stato documentato Sì? da John Davis Ok, nel 1803 sì, e lo descriveva come una dracma di liquore che veniva bevuta dagli abitanti della Virginia Ok. negli Stati Uniti. fantastico. Nel nord degli Stati Uniti, occhio che ti stai sporcando. Nel nord giusto degli Nord Stati degli Uniti, Stati Uniti, certo. la Virginia. Ok, un po' più a sud, sai. Non è proprio il nord. Ok, dai. Allora, Ok. Se vuoi puoi togliere la vaschetta da lì se vai meglio. Come preferisci tu. ok. Poi dell'acqua e posso prendere un... Vai il bricco a sinistra. Ok? Poi anche un naturale o un minerale? Naturale? naturale. Vedi Sì, pure. sì, perché non ho. Tanto basta un goccetto. Quindi adesso che stai facendo? Vai, lavora intanto mi dici. Adesso diluisco lo zucchero a velo con Sì. l'acqua. Sì, perfetto. Sai perché hai utilizzato lo zucchero a velo invece di un zucchero di canna, di uno zucchero bianco? Che diluisce meglio in acqua fredda. Perché si Sì, scioglie meglio, quindi perché giusto? l'acqua fredda scioglie meglio. Ok. Ok, bene, bene, bene. Ma è meglio usare una pinzetta per le foglie di menta. Di solito, di solito Se usi una pinzetta, se io sono un cliente e tu usi, vai, tanto la vuoi, tanto non sto dicendo nulla a me. Se io sono un cliente e usi la pinzetta, sono più tranquillo, so che l'hai preparata con le mani pulite e quindi adesso la stai spostando così, visto che nel frattempo hai usato lo zucchero, un cucchiaino, i bicchieri, un sacco di cose. Secondo te hai tutti gli ingredienti? il ghiaccio tritato. Io me lo porterei qua, quindi prima del barbo
Diamo un'occhiata al ghiaccio e ti porti più vicino al ghiaccio. Qua, i 3 contenitori hanno il ghiaccio. Prendo un secchiello di ghiaccio. Guarda, ti spostare direttamente il secchiello. Questo? Vedevi il frigo per vedere che tipo di ghiaccio è. Va bene, prendi il ghiaccio che ti serve. Spostalo pure. Spostiamo l'acqua. Adesso hai tutti gli ingredienti per non spostarti più. Giusto? Bene. Quanti ml di bourbon? 6 cl per cocktail. 6 cl per drink, perfetto. Quel jigger è da? 45. Ok. Quindi Ok. Da quant'è quella parte lì? 15 ml. E totale è da? 60 ml. Con il 45. Ok. Arriva al bordo del jigger. No, 15 ml. No, da 30 lui ne avevo stati 15. Bravissimo. Ok. Adesso? È sempre verso il cliente, che non si vede. Ti ricordi un po' di storia? L'hai già chiesta? Sì, appena ha parlato un pochino, ha detto sì che Raggi Devi, ci ha parlato ha messo una data. Come un'acqua aromatizzata, no? Hai mai sentito parlare di Harry Thomas, di Harry Craddock? Puoi tranquillamente. Allora, sai che entrambi utilizzeranno il julep non come un singolo drink ma come una famiglia di cocktail. Ti dice qualcosa? Potrei fare un gin mule, un gin julep secondo te? Sì, guardo la definizione di julep. Vai. Perché gli ingredienti principali sono gin fizz, ad esempio, no? Fizz sta a indicare che deve esserci dentro degli ingredienti, eggnog degli ingredienti. Se tu parli di Yule, quali sono gli ingredienti che lo caratterizzano? A parte il zucchero alcolico, ma La menta. E lo zucchero. e lo zucchero. E il gin fizz sarà il limone e lo zucchero. Quindi se io voglio fare un gin julep posso farlo. Un brandy julep posso farlo. Sì. Sostituendo La menta con il gin. sostituendo bourbon con il gin, sì. con Sì. il gin. Che tipo di ghiaccio stai utilizzando? Questo è il ghiaccio tritato? È un ghiaccio? E questo che cos'è questo ghiaccio qua? È un altro ghiaccio in gola. Questo è un ghiaccio frittato, questo è un ghiaccio pilé, la neve. Ok. E così impariamo qualcosa, no? Sì, sì, certo. Senza... Secondo te il julep, quindi la ricetta sono 6 cl di bourbon, giusto? Sì. Zucchero e menta. Sì. Quindi è un drink un sacco alcolico, perché se ci sono 6 cl di bourbon sarà alcolicissimo. Poi c'è anche il ghiaccio che sciogliendosi nella magol Ok. diluisce il tutto. Quindi sarà un drink più leggero, quindi secondo te
proprio leggero, ma non fortissimo. No, va bene. Facciamo un attimo una parola su che comprate pure la decorazione. Allora, usa con una pinzetta un po' più piccola, allora vai meglio nel mettere la decorazione. Bravo. E se lo prendi dalle foglie, hai il gambo per inserirla. Se te lo prendi dal gambo, Se lo prendo dalle foglie, poi cercando di inserire, se non è fai pianino. rischi di spezzarlo o che si piega. Oh, lasci il gambo un po' più lungo. Sistema anche l'altro, guarda che belli. Sì. Mi dici tu quando drink è finito? È finito così? Sì. Secondo te manca qualcosa? Chi hai preparato? No. È finito al 95%. Zucchero No. Ragiona un attimo. Se tu dovessi andarlo a bere, riusciresti a berlo? cannuccia. Quindi Ecco, guarda dietro. Lei dietro di te. Alessandro, prendi la luce. Nel julep la cannuccia è fondamentale. È da aprire? Ci si apre. Sai, gliela strappata. Un coltellino. Il drink è venuto molto bene. Ma ricordati che la cannuccia in questo caso è fondamentale per poterlo bere. O meglio, ti ricordi se c'era un altro modo con cui andava bevuto? Ti dà in mente niente la parola julep? Dimmi solo sì o no, tranquillo. no, No, perfetto. niente no. E ce lo dici tu, no? Io adesso ve lo dico. Ascolta, Aspetta che finisce il drink. alimentazione, abbiamo detto qualcosa di alimentazione, merceologia. Di merceologia no, devo ancora parlarne. Quando tu vendi, devi vendere anche il prodotto, no? Ecco, quindi lo metti qua e lo fai vedere, così lo offri e fai vedere anche il prodotto, che è un bourbon. Cos'è il bourbon? Bourbon è un distillato di cereali, in questo caso, prodotto in Inghilterra. Bourbon, L'hai detto prima da dove arriva il drink, America. ok? Anche perché i cereali cambiano, no? Sì, certo. Ti ricordi Quindi? che cereali? Che cereale viene utilizzato? No, ricordo. Ok? E che materie prime ci sono come cereali nella località che hai appena detto? Che si può distillare, no? Quindi lo scotch whisky abbiamo l'orzo, no? Invece qua abbiamo Pensa a qualche altro cereale. Quali di cereali conosci? quello di popcorn, no? Il La pannocchia. mais. Dico a voce alta. Mais. Mais, benissimo. Il bourbon è composto per almeno il 51% di mais Ok, Mais. e solo negli Stati Uniti. ok. Ok? Bene. Serve l'età. Ma che bella condensa che Esiste il julep strainer, veniva bevuto attraverso uno strainer, quindi attraverso un colino che veniva appoggiato sopra prima della cannuccia in modo che tenesse fermo il ghiaccio e si potesse bere. Il julep strainer esiste ancora adesso ed è uno strainer ma senza le ali, tondino, solamente con il pezzettino, quindi veniva messo sopra e si beveva così tenendo fermo il ghiaccio. vedere, guarda, Sì, perché una volta si doveva fare. Ah, vedi? guarda.
prova a metterlo che così vedi, ti fa vedere. Giralo. Questo era il modo di servire e di bere un julep, perché allora tu, bevendolo così, tenevi fermo il ghiaccio e riuscivi a berlo. Ecco perché questo si chiama julep strainer. Non potendo adesso utilizzare un julep strainer nella testa, la cannuccia diventa importante. Va bene? Va bene, Anche oggi abbiamo imparato qualcosa. sempre. Bene, vieni dai che si salutiamo. Cosa ti manca per adesso?